Actually, in Gaza, we left everything and we lose everything, as I lost my home. A Gaza ho lasciato tutto, la mia famiglia, la mia casa è stata distrutta. Aya Al-Tarawi, 21 anni, negli occhi lo specchio della sua anima divisa, l'emozione di poter continuare a studiare qui e la preoccupazione per i suoi genitori e i suoi fratelli rimasti in Palestina. It is impossible. È impossibile lavorare e vivere qui mentre la tua famiglia, parte della tua anima, è ancora lì a Gaza. Le fa eco Sambra Mahmoud, professore di economia, arrivato insieme a lei a Padova grazie a un corridoio umanitario universitario aperto ormai un anno fa e che dopo un lungo lavoro è riuscito a portare in Italia studenti e docenti dalla striscia. Al momento sono 117 le borse di studio previste dal Ministero dell'Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori Italiani, che potrebbero salire a 140. Ce ne aspettiamo di nuovo almeno 2, forse questa settimana, e altri nelle prossime 2 settimane. E se ne arriveranno altri, comunque la nostra università è a disposizione per aggiungere dei fondi per le borse di studio. Ripeto, la difficoltà non è trovare i fondi per le borse di studio, la reale difficoltà è riuscire a farli uscire dalla striscia di Gaza e portarli in Italia. Aya studierà al corso di studi medievali, dice di amare molto la storia del nostro paese e ringrazia per la grande mobilitazione in corso per il popolo palestinese. I really want to say thank you for the Italian people. These corridors in Italy and other European countries give a new hope. Questo corridoio universitario ha dato una speranza a studenti e professori. A Gaza non possono più studiare e lavorare per l'occupazione israeliana che ha distrutto scuole e università. Spiega il professor Sambra, che qui a Padova insegnerà come visiting professor, sperando nel piano di pace per il suo paese. We are looking for the political solution.